Milano, attirata in una casa da due trentenni senegalesi, drogata e sotto la minaccia di un coltello, stuprata a turno. La polizia arresta i due responsabili. Baby rapinatori in azione nel cuore di Treviso, vittima un 17enne al quale sono stati rubati cuffiette e sigarette elettroniche, rintracciato un 15enne, caccia i due complici. Raid di furti nella stessa notte a Fagareddi di San Biagio di Callalta. I ladri hanno preso di mira abitazioni, negozi e auto in sosta, la rabbia dei residenti. Sintonia con Zaia, squadra che vince e non si cambia. Nel giorno in cui la Liga Veneta compie 45 anni, al Consiglio federale Salvini dà di fatto il via libera alla corsa solitaria del Carroccio alle regionali da Fratelli d'Italia, nuovo appello alla compattezza. Ma c'è una voce fuori dal coro nel Carroccio, è quella dello sceriffo di Treviso. Non credo che la Lega abbia i numeri per vincere da sola, dice Gentilini, meglio cedere il passo a Fratelli d'Italia. Morta nel lettino ad 1 anno e mezzo, l'autopsia sul corpicino della piccola di Montebelluna non scioglie tutti i dubbi sulla sua morte, nessun segno evidente di morte traumatica, ma tutte le ipotesi rimangono aperte. Il nuovo codice della strada equipara l'uso di alcuni medicinali come gli ansiolitici all'alcol e alle sostanze stupefacenti. L'allarme di ACE e Farmacie Unite, serve chiarezza subito. Novità in arrivo sia per la scuola destinata alla chiusura che per la circolazione lungo i passaggi di Viale Vittorio Veneto. L'annuncio a margine dell'inaugurazione dei lavori di recupero della fontana di Piazza Martiri di Belfiore. Un weekend dedicato a fumetti, gaming e cultura pop. Sabato 18 e domenica 19 gennaio la Fiera di Pordenone ospita ExtraCon con ospiti internazionali, videogame e il mondo creativo dei cosplayer. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano dunque la cronaca con l'incubo vissuto da una donna di 29 anni, drogata, minacciata con un coltello e violentata. I suoi aguzzini, due senegalesi di 30 e 38 anni, arrestati dalla polizia. I fatti sono accaduti a Conegliano. Portata con una scusa in un'abitazione nella periferia di Conegliano. Una volta all'interno hanno fatto scattare la trappola. Hanno estratto un coltello, l'hanno minacciata e l'hanno obbligata ad assumere della droga. Poi l'hanno violentata in gruppo. La vittima è un'italiana di 29 anni. I fatti risalgono allo scorso mese di novembre. Le indagini serrate degli uomini della squadra mobile e dei poliziotti del commissariato di Conegliano hanno portato all'arresto dei due stranieri. Si tratta di un trentenne e un 38enne di origini senegalesi già gravati da precedenti penali. L'esecuzione di questa ordinanza è un risultato particolarmente importante per la Polizia di Stato in provincia, perché ha permesso di individuare e bloccare due persone in ipotesi accusatoria ritenute responsabili di un reato particolarmente grave, particolarmente odioso, commesso nei confronti di una giovane donna che ha avuto il coraggio di segnalare quanto accaduto. La giovane donna e i suoi aguzzini si conoscevano, una serata che si è trasformata in un incubo. Quando la vittima ha varcato la soglia della casa, un appartamento in cui i due si appoggiavano, hanno cambiato faccia. Le hanno puntato contro un coltello, gli hanno fatto prendere contro il suo volere della cocaina. Quando ormai era in uno stato di semi-incoscienza, hanno abusato di lei sessualmente. Poche ore fa la polizia ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall'autorità giudiziaria su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. L'accusa è grave: violenza sessuale di gruppo aggravata dall'uso di armi e dal traffico di stupefacente. I due sono stati portati nel carcere di Treviso. Baby rapinatori in azione nel cuore di Treviso, in piazza Pio X, la vittima un 17enne al quale sono state rubate le cuffiette e la sigaretta elettronica. Immediato l'intervento dei carabinieri, rintracciato un 15enne che ora si trova ristretto a casa, caccia ai due complici. Gli autori venivano descritti come 3 giovanissimi, travisati con uno scaldacollo sostanzialmente, che sotto la minaccia appunto di fargli del male lo hanno strattonato e gli hanno portato via gli AirPod e una sigaretta elettronica. In 3 contro 1, quando in piazza Pio X sono da poco passate le 7 della sera, questa la cronaca dell'ennesima rapina nel cuore di Treviso con protagonisti minori. A pochi passi c'è quella via Castelmenardo, teatro a metà dicembre dell'aggressione poi risultata fatale a Francesco Favaretto. Nel mirino stavolta, fortunatamente senza conseguenze fisiche, un 17enne italiano che risiede nell'Interland e che si trova alla fermata del bus. La banda gli si avvicina. L'hanno proprio preso per il bavero, l'hanno strattonato e a seguito appunto di questa violenza gli hanno portato via i dispositivi auricolari che il ragazzo fortunatamente è riuscito a individuare,
attraverso un'applicazione che aveva sul suo iPhone. Sangue freddo, tecnologia e l'intervento immediato dei carabinieri permettono di individuare uno dei 3 rapinatori. Viene rintracciato in via Tizzone con sé all'area furtiva, quasi 300 euro il valore, ha soltanto 15 anni. È un italiano di seconda generazione, già noto alle forze dell'ordine per reati predatori, così giovane ma con numerosi precedenti di polizia. Chiaramente le indagini proseguono per vedere se riusciamo a individuare i complici. Il ragazzo si trova in permanenza domiciliare, quindi è in attesa dell'udienza di convalida da parte della Procura dei minori. Al setaccio anche le telecamere. Lo stesso 17enne vittima della rapina si era rivolto al vicino negozio di sigarette elettroniche, chiedendo informazioni per quanto riguarda le telecamere, perché era appena stato rapinato da un gruppo di ragazzi, poi non mi ha spiegato nel dettaglio. L'ha trovato scosso? Come l'ha trovato questo ragazzo? In realtà un po', ma non neanche troppo, perché comunque erano già passati circa 10-15 minuti, quindi si era tranquillizzato un pelino. Intanto in piazza Pio X cresce la preoccupazione, c'è chi chiede l'istituzione delle zone rosse. Vengono qua, occupano tutti i tavolini fuori, lasciano le sedie in disordine, carte per terra, sputi per terra, non hanno un'educazione, stanno qui, non consumano nulla. Allora, nei nostri confronti non hanno mai avuto atteggiamenti aggressivi, però vedi che hanno proprio una mancanza di educazione e di rispetto. Tante volte magari anziché andare a dirgli qualcosa o fare l'osservazione, sto zitta e continuo a lavorare perché non sai mai come comunque possano reagire. Martina Polo è la giovane titolare del Giangis Bar di piazza Pio X. Da dietro il bancone registra un fenomeno in crescita, quello dei baby bulli e del disagio giovanile, tema sempre più legato a quello della sicurezza. Vanno istituite queste zone rosse? Secondo me sì, sarebbe opportuno un po' più di controllo da parte delle forze dell'ordine. Magari nelle zone più occupate dai giovani, più carabinieri in borghese che controllano. Nel locale lavora anche Michela, la situazione, dice, è seria. Ma è stata così in tutti questi anni, aver paura di uscire fuori e camminare durante il giorno contro sti maleducati giovani. Cioè proprio hai paura. Ma io dico prima, maleducazione, ma i modi, cioè, ma non esiste. A me è capitato un mese fa che ho chiamato la polizia perché qua nella via erano 30 giovani. Infatti stessa sera la signora mi ha detto, io ho guardato, tra loro hanno tirato coltelli fuori, nel vicolo qua. E questo poche sere prima l'aggressione shock di via Castelmenardo, che si trova a poche decine di metri in linea d'aria, ma la stessa Michela ha una convinzione. Non c'è altro, niente, non c'entra scuola, non c'entra polizia, sono i genitori, punto e basta. E l'adolescenza poi è un'età abbastanza difficile, complicata, complessa, in cui uno deve imparare, ma deve imparare anche a stare attento, a vedere, eccetera, così. E sono un po' soli, ecco, questo mi pare. Raid di furti nella notte tra martedì e mercoledì a Fagarè di San Biagio di Callalta. Vivere col pensiero che ti vengano dentro in casa, noi lì che dormiamo, cioè veramente è panico totale ormai. Panico totale, così Alberto descrive lo stato d'animo con cui convive dopo aver scoperto che nella notte tra martedì e mercoledì 2 individui si sono introdotti nel giardino della sua abitazione in via Bortoluzzi a Fagarè di San Biagio di Callalta. L'uomo, dopo aver sentito dai vicini di alcuni furti messi a segno in zona, ha deciso di visionare le immagini delle telecamere di casa, scoprendo quanto accaduto. Alberto è sempre più convinto che si sia trattato di un sopralluogo. Secondo me sono venuti a sondare il terreno, ora non vorrei dire, però qualcosa mi fa pensare a questo. Come si vive sapendo che potrebbero tornare? Malissimo, infatti questa notte non ho dormito per niente, anche perché ho 2 bimbi piccoli a casa. Sulla pagina Facebook di Furti in Corso diverse le segnalazioni di colpi messi a segno, solo tentati nella stessa notte a Fagarè. Nel mirino abitazioni, attività commerciali e auto in sosta, come accaduto in via Ortigara, dove probabilmente gli stessi individui hanno rubato dalle vetture parcheggiate nei giardini delle abitazioni soldi ed effetti personali, in un caso persino una borsa frigo abbandonata poi subito dopo, poco distante. Trovare sul garage da Drio e
messo in mano sulla macchina, e ruba che do 3 soldi che gli era sul cruscotto e gli occhiali da sole. Nella stradina solo 2 le abitazioni risparmiate dai ladri, che in un caso hanno anche tentato di entrare in casa dalla lavanderia, facendo però scattare l'allarme. Sono entrati in garage perché abbiamo visto che hanno preso qualcosa, poi l'hanno lasciato nel cortile. Non è un bel vivere? No, per niente, perché sì, o fanno qualcosa, perché dopo la gente si ribelle, fanno loro. Ma prima di arrivare in via Ortigari, i malviventi avevano preso di mira alcune attività commerciali a Bocca Callalta lungo la Postumia, ad iniziare dal bar La Mortadella intorno alle 2 di notte. Anche in questo caso le telecamere del locale hanno ripreso gli spostamenti dei ladri. Non hanno neanche scassato, perché hanno tentato semplicemente di aprirle manualmente, come se uno se la fosse dimenticata aperta la porta. Non riuscendo ad entrare si sono spostati sul retro, facendo scattare l'allarme perimetrale che ha svegliato il titolare, che abita a poca distanza e che nel giro di alcuni minuti ha raggiunto il bar quando i malviventi erano ancora sul posto. Sensazione lascia un'esperienza del genere? Personalmente a me ha lasciato una brutta sensazione, perché comunque ti senti veramente insicura al 100% di tutto quello che ti circonda. Alle 4 i ladri hanno tentato di introdursi nella farmacia Postumia. Anche qui sono le immagini delle telecamere a permettere alle titolari di ricostruire i movimenti dei ladri. Sono riusciti a sollevare un po' la serranda, quanto permetteva loro di poter poi con il piede cercare di sforzare l'infisso, che però ha tenuto. A questo punto altro tentativo nel salone di Barbiere. In questo caso però il cognato del titolare ha disturbato i ladri, che allora si sono spostati appena qualche metro più in là, riuscendo stavolta ad introdursi nel negozio di tendaggi. Solo l'indomani, quando la proprietaria è arrivata per aprire l'attività, ha scoperto il disastro lasciato durante il furto. Ho visto che la porta era aperta e senza maniglia addirittura. Ho avuto un po' di paura di entrare, perché non sapevo cosa aspettarmi. Un cartello sulla porta d'ingresso avverte i clienti che il negozio resta chiuso, scelta necessaria per rimettere tutto in ordine. Hanno messo tutto sottosopra, hanno calpestato tantissime cose, hanno portato via un computer e il fondo cassa. Non era mai accaduto in 30 anni di attività, racconta esasperata la titolare. I sacrifici che ci metti, che fai e tutto, dopo in una notte ti mandano tutto sottosopra. Vandali in azione a Preganziol, nel parcheggio della stazione dei treni, presa di mira un'auto in sosta, finestrini in frantumi e rubate alcune monetine. Siamo già al lavoro con la polizia locale per collaborare con le forze dell'ordine e dare un nome al responsabile di questo atto. Ovviamente siamo sul pezzo per cercare di fermare questi episodi e per dare anche un forte messaggio che qui a Preganziol questi atti non vanno commessi. La sindaca di Preganziol, Stocco, assicura massimo impegno per dare un volto al responsabile dell'atto vandalico ai danni di un'auto in sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria vicino alla chiesa. Il proprietario, una volta tornato a riprendere la propria vettura, ha trovato l'amara sorpresa: i vetri del finestrino in frantumi, circa 150 euro di danni per un bottino di pochi euro, qualche monetina trovata nell'abitacolo. Da qui la rabbia e la richiesta di maggiori controlli in una zona centrale del comune. Questa mattina con degli agenti di polizia municipale abbiamo presidiato quel territorio, quella zona, appunto anche per dare un segnale di presenza e di vicinanza. Preganziol non è nuova a vicende simili. Nell'agosto 2023 infatti i cittadini avevano denunciato diversi atti vandalici e furti ai danni di auto in sosta in piazza Cabin. L'amministrazione assicura che è allo studio un'implementazione del sistema di videosorveglianza già presente nelle zone centrali del territorio, anche nelle aree più sensibili. Un progetto favorito dalla convenzione appena rinnovata del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra Casier, Preganziol e Mogliano. Essere corpo intercomunale di polizia locale serve appunto anche a questo, poter intercettare fondi per implementare quelle che sono le strutture e i servizi che danno supporto appunto anche alla videosorveglianza e quindi ai presidi di sicurezza nel territorio. Nessun segno evidente di una morte traumatica. Si è svolto oggi a Padova l'esame autoptico sul corpo della piccola Lavenda Odiò, della bimba di 1 anno e 7 mesi morta nel lettino, colpita da un arresto cardiaco lunedì 30 dicembre nella casa di via Trevignano a Montebelluna, dove la piccola viveva con i genitori di origini nigeriane e i 2 fratellini maggiori. A eseguire l'autopsia disposta dalla Procura di Treviso per far luce sulla tragedia l'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Ci vorranno mesi per stabilire in base al protocollo
protocollo sui decessi prematuri dei bambini se Lavenda sia stata vittima di un episodio di morte bianca e lo si farà con esami genetici, test al cuore, agli organi principali e ai tessuti per i quali ci vorranno dei mesi. Rimarrà nel frattempo aperto il fascicolo di indagine con l'ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti. E adesso la politica, totale sintonia tra Zaia e Salvini, squadra che vince non si cambia. Questa è la linea della Lega emersa dal Consiglio federale che si è riunito nel pomeriggio. Si riapre dunque ufficialmente la partita sul terzo mandato. La rottura nel centrodestra sembra ad un passo. Fratelli d'Italia cerca però di stemperare la tensione. Squadra che vince non si cambia e questo grazie anche alla forza della sinergia che si è creata soprattutto in queste settimane all'interno del partito, un partito granitico che ha una voce unica, quella che difende il lavoro fatto in questi 15 anni da Luca Zaia e dalla sua squadra. È lo stesso Alberto Stefani a confermare la totale sintonia e condivisione degli obiettivi fra Matteo Salvini e Luca Zaia, entrambi presenti al Consiglio federale della Lega, riunito formalmente alle 14, già alle 15:20 le agenzie battevano la rinnovata e niente affatto scontata linea unitaria del partito. Cosa significhi per l'alleanza lo spiega lo stesso Stefani. Con la presa di posizione di oggi si spacca ufficialmente il centrodestra? Assolutamente no, quello che è successo oggi rafforza però la posizione della Lega in Veneto e soprattutto al tavolo delle trattative, perché il partito oggi è compatto su questa direzione. E su questo aspetto interviene il coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo. La compattezza dei nostri alleati è sempre garanzia di un confronto sereno che sono sicuro porterà il centrodestra alla scelta del miglior candidato per guidare la regione per i prossimi 10 anni. Le parole di De Carlo, l'obiettivo del partito, della Premier, insomma, resta quello di evitare l'escalation nei toni. Certo, l'impresa è ardua anche perché i fronti sono molteplici. Noi lavoreremo per provare a riaprire il terzo mandato, nonostante un'impugnativa che c'è stata in Campania. Noi crediamo che in ogni caso il Presidente della Regione Veneto debba essere un candidato della Lega. Tra questi resta il nome del sindaco di Treviso, presidente ANCI Mario Conte, intervenuto sul tema regionali già a metà mattina. Speriamo possa essere Zaia, se non sarà Zaia un sostituto all'altezza lo troveremo, che ovviamente deve fare tanta strada per arrivare ai livelli di Zaia, però anch'io insomma a Treviso per raggiungere i livelli di Gobbo e Gentilini ho dovuto fare tanta fatica e ancora non li ho raggiunti questi livelli straordinari. Dopo il Consiglio federale si suona la Gran Cassa e questo nel giorno in cui si festeggiano i 45 anni della Liga Veneta, fondata a Padova nel 1980, una coincidenza che galvanizza i colonnelli. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava l'idea di pochi visionari, oggi è diventata realtà. Dall'ultimo dei nostri militanti, passando per il segretario Stefani, per il presidente Zaia e per il segretario federale Salvini, tutti noi siamo compatti nella difesa della nostra linea del Piave. La Regione Veneto è per la Lega irrinunciabile. Ma c'è anche una voce fuori dal coro nel Carroccio, quella di Giancarlo Gentilini, che dice: è rischioso per la Lega andare da sola, meglio cedere il passo a Fratelli d'Italia. Io penso che Zaia deve combattere per vincere. Se ha i numeri si vince, se non abbiamo i numeri siamo in democrazia, bisogna mollare l'osso. E quindi io appoggio in pieno Zaia, ma se non abbiamo la caratura particolare lasciamo agli altri. È una sofferenza, sai, perché ricordati che il Veneto lo abbiamo creato noi. Se la Lega non ha i numeri per andare da sola, come è probabile, vada in coalizione e lasci il passo per la presidenza della regione agli alleati di Fratelli d'Italia. Parola del grande vecchio del Carroccio Giancarlo Gentilini, secondo il quale spaccare il centrodestra sarebbe troppo rischioso. È un cambio generazionale. Io conoscevo il mio territorio, conoscevo i miei cittadini, non conosco i giovani. I giovani, Dio, patria e famiglia, credo che non sia più una bandiera delle nuove generazioni.
La Lega rischia di farsi male da sola, secondo lo sceriffo, più saggio cedere il passo al partito di Giorgia Meloni. Certamente, perché a me il rosso non va, a me amo altri colori, Fratelli d'Italia a me va bene. Ma sul nome del possibile candidato presidente di Fratelli d'Italia Gentilini non si sbilancia né il coordinatore regionale Luca De Carlo né l'europarlamentare Elena Donazzan lo convincono. Sono troppo politici, perché per diventare amministratori bisogna essere tanto amministratori e poco politici. La discesa in campo di Mario Conte, già delfino di Gentilini a Cassugana, lo sceriffo la benedirebbe solo se il successo fosse garantito. Non si può fare un balzo così tanto per farlo, bisogna avere una certezza della vittoria. Se hai i numeri mi va bene anche Mario Conte. Intanto uno strappo nel centrodestra si è già registrato con le nuove nomine del consorzio di bonifica Piave, Lega messa alla porta, la presidenza Fratelli d'Italia. Lo sfogo di Coin che dice: mi chiedo se a Treviso il centrodestra esista ancora, per Borgia è solo una battuta d'arresto. L'unica forza politica rimasta volutamente fuori e con la regia anche di qualche associazione di categoria è stata la Lega. Probabilmente dobbiamo valutare attentamente se il centrodestra in provincia di Treviso esiste ancora, perché la stessa cosa era già capitata nell'elezione dei rappresentanti dei sindaci all'interno della conferenza dei sindaci, che sono organizzazioni dove i rappresentanti dei sindaci devono esserci tutti dal nostro punto di vista, e come è sempre stato. Non sarà una ferita politica facile da ricucire quella riportata dal Carroccio durante le votazioni del nuovo CDA del consorzio di bonifica Piave, dove la Lega di fatto è stata messa alla porta con la presidenza affidata a Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, esponente di Fratelli d'Italia. Da tempo avevamo messo in campo il suo nome, abbiamo chiesto ovviamente a tutti di poterlo sostenere, non ci sono state accordi tra segreterie assolutamente in questa partita, lui è riuscito a convogliare quanti più sindaci possibili. Mi dispiace ovviamente per gli alleati della Lega, sono rimasti fuori da questa partita, non c'è stato nessun asse. A pesare, dice Borgia, anche il fatto che Fantuzzi lavori nel settore primario e abbia competenze in materia. Ad avercelo però in verità era anche il leghista Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago e storica anima del consorzio, inviso però a buona parte della Coldiretti. Ma questa insomma è solo una battuta d'arresto, insomma niente di più. Una battuta d'arresto per la Lega o per l'alleanza di centrodestra? No, io penso che è stata una battuta d'arresto ovviamente in generale per la coalizione, perché quando non si va uniti è sempre un dispiacere. Consorzio di bonifica che si occupa di acqua e ne servirà davvero tanta per spegnere il fuoco della polemica. A questo punto noi siamo davvero quelli che saranno i guardiani del buon lavoro del consorzio di bonifica, e forse per i cittadini questo fa davvero bene, perché la politica, quando è tutta coinvolta, magari rinuncia un po' a quel ruolo di guardiano che dovrebbe fare, spiegando alle persone che i consorzi di bonifica non sono più quell'ente che si occupa solamente di irrigazione di campi, ma sono tenuta idrogeologica del territorio. Torniamo alla cronaca, truffa milionaria ai danni dei clienti. Prima udienza dibattimentale del processo a carico di Roberto Battagello, l'ex vice direttore della filiale di Riese Pio X di Veneto Banca, che rischia fino a 6 anni. Hanno sfilato in aula i clienti che Roberto Battagello, l'ex vice direttore dell'agenzia di Riese Pio X di Veneto Banca, ha truffato. Un processo che è entrato nel vivo con la fase dibattimentale e che potrebbe arrivare a conclusione già nel prossimo aprile. L'uomo deve rispondere dell'accusa di truffa aggravata dalla contraffazione dei documenti e dall'essersi approfittato della buona fede dei clienti gabbati. In pratica avrebbe architettato un meccanismo grazie al quale avrebbe sottratto agli amici e conoscenti tra i 4 e i 7 milioni di euro. Gran parte delle truffe, almeno quelle commesse fino al 2017, andranno presto in prescrizione, forse già il prossimo maggio. Battagello, reo confesso, ora rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione che, considerate le aggravanti, può arrivare anche a 6. Vista l'età, oggi a 70 anni, potrebbe scontare parte della pena ai domiciliari. A portare alla luce la mega truffa le denunce presentate da commercianti e piccoli imprenditori di Riese Pio X. Tutta gente che ha visto andare in fumo i risparmi affidati a quell'uomo. La prossima udienza è stata fissata per il 20 febbraio.
Schianto all'alba, un 29enne ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada. L'incidente è accaduto in via Francesco Baracca, San Biagio di Callalta. La macchina ha terminato la corsa dentro un fassato, la parte anteriore della vettura distrutta. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto. Il 29enne ferito è stato trasportato dal personale del SUEM all'ospedale di Treviso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Aveva già lanciato l'allarme qualche settimana fa proprio dai nostri microfoni l'avvocato Capraro su come alcuni farmaci possano influire sulla positività dei test salivari previsti dal nuovo codice della strada. Allarme rilanciato ora da Farmacie Unite, che si è rivolto anche ad AIFA. Con la riforma del codice della strada le persone che assumono determinati farmaci guidano su un terreno minato. Questo perché le nuove regole equiparano l'uso di alcuni medicinali alla guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, con sanzioni che arrivano alla sospensione della patente. Questo è l'allarme lanciato da Farmacie Unite, che spiega come medicinali comunemente prescritti come ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici e antistaminici possano generare falsi positivi nei test salivari previsti dalla nuova normativa. Se le sanzioni sono chiare, continua la nota del Sindacato Nazionale dei Farmacisti, ad oggi non è chiaro quali siano esattamente i medicinali che possano essere mal interpretati dai test. Gli automobilisti sono preoccupati e i farmacisti non sono in grado di fornire risposte esaustive. Per questo Farmacie Unite si è rivolta ad AIFA per chiedere che vengano fornite linee guida precise sia per i farmacisti che per gli automobilisti, accessibili a tutti per sapere esattamente quali medicinali possono interferire con i test. In attesa di comunicazioni da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il consiglio è di rivolgersi al proprio medico, invito rilanciato anche da ACI Treviso. Se c'è un farmaco che poi dà qualche problema sull'alcol test e soprattutto a livello di guida ci deve essere un parere, secondo me, tecnico del medico che deve comunicare al paziente che questa situazione deve essere gestita nella maniera più opportuna possibile, perché se no creiamo confusione. Profondo cordoglio a Silea per la morte di Elvio Lucchese, figura simbolo di molte iniziative e manifestazioni che nel tempo si sono svolte nel territorio, voce del mondo dei motori e punto di riferimento di molte associazioni. Lucchese si è spento a 73 anni per una malattia. Agente di commercio e responsabile di una nota azienda, non si è mai risparmiato in ambito sportivo e sociale. Aveva collaborato con il gruppo De Avecia di Cendona, era stato voce di Sile Folk tra gli organizzatori della festa de Sardea. L'addio sabato alle 10:30 nella chiesa di Silea, lascia la moglie Silvana e la figlia Stella. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a Santa Maria del Rovere, a Treviso, con novità in arrivo sia per la scuola destinata alla chiusura che per la circolazione lungo i passeggi di Viale Vittorio Veneto. Lo ha annunciato il sindaco Conte a margine dell'inaugurazione dei lavori di recupero della fontana di Piazza Martiri di Belfiore. La riqualificazione della fontana di Piazza Martiri di Belfiore per Casugana è la ciliegina sulla torta, ma a Santa Maria del Rovere, il cui centro è stato riammodernato grazie al bando periferie, mentre i fondi PNRR stanno permettendo il recupero dell'ex caserma Salsa, sono in arrivo altre novità. Le annuncia il sindaco Mario Conte a margine del taglio del nastro dell'intervento da 130.000 euro. La prima riguarda la scuola primaria Pascoli, destinata alla chiusura, che non resterà però un contenitore vuoto. Tornerà ad essere scuola, siamo in fase di definizione di un progetto importante e quindi adesso vi posso solo anticipare che quell'immobile resterà a scuola e molto presto riaprirà. E questo in una riorganizzazione complessiva dei plessi comunali alla luce del drastico calo demografico. Una rivoluzione attende i passeggi di Viale Vittorio Veneto, dove verranno risolti i problemi di convivenza tra pedoni e ciclisti. Stiamo lavorando su un primo stralcio per la risagomatura dei canali che, come avete visto, sono presi in condizioni pietose. In quell'occasione, quando andremo a risagomare i canali, toglieremo anche la promiscuità realizzando molto probabilmente 2 piste ciclabili monodirezionali, una per parte, ma non promiscue ai passeggi. E questo sfruttando la famosa e contestata pista firmata Giancarlo Gentilini a ridosso della carreggiata. Togliendo lo scalino
e creando una pista ciclabile divisa dalla carreggiata ma in sicurezza. La riqualificazione dell'ex caserma Salsa, in cui si insedieranno Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, darà un input al quartiere anche in termini di sicurezza, continua il sindaco. Da dipanare c'è ancora tutto il tema viabilità. Quanto alla fontana in piazza, quasi 100 metri quadrati di superficie, il recupero ha puntato alla valorizzazione dell'originale. Abbiamo riimpermeabilizzato la fontana, l'abbiamo pulita, abbiamo rifatto tutti gli impianti idraulici, idrici, luminosi. È una fontana imponente, importante. Riteniamo che sia l'identità di questo quartiere, un'icona, un luogo rappresentativo, un simbolo rappresentativo di questo quartiere, e tutti i cittadini di Santa Maria d'Overe sono affezionati a questa fontana. Treviso Ama è il nome dell'iniziativa che porterà gli ormai iconici Cuori Luminosi a Treviso dal 16 gennaio al 14 febbraio, festa di San Valentino. L'iniziativa è promossa dal Comune di Treviso con Veneto Imprese Unite e il sostegno del presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier per il secondo anno consecutivo al fianco dell'amministrazione per le iniziative del mese degli innamorati. Al posizionamento dei cuori al Ponte dell'Università, Buranelli, Isola della Pescheria, Piazza Borsa e Piazza San Vito e degli attraversamenti luminosi tematici che abbelliranno via Santa Caterina, via Roma e via Barberia. L'accensione simbolica ha riguardato l'Albero dell'Amore in piazza Botter con luminarie LED rosse a basso consumo e una struttura autoportante a forma di cuore di 280 x 450 cm con la scritta Treviso, e testimonial dell'iniziativa 2 stelle dello sport trevigiano dal rugby al volley. Per noi come società è sempre un onore partecipare a questi bellissimi progetti e chiediamo di essere sempre in prima fila per queste bellissime iniziative, perché di amore non è mai abbastanza e specialmente ai mezzi giovani speriamo che si diffondi sempre di più. Ecco. È un'iniziativa molto bella, volta comunque alla cura di sé, e noi siamo sportivi, quindi siamo i primi a cercare di diffondere questo messaggio che è molto importante proprio per la salute di ognuno di noi. E adesso il calcio con la vittoria 4-1 del Treviso in trasferta contro i bergamaschi del Real Calepina, prove di fuga per i biancocelesti che si portano a +4. Le vittorie in rimonta sono ormai uno schema fisso per il Treviso, ma quella contro i bergamaschi del Real Calepina vale doppio perché consente ai biancocelesti di prendere il largo rispetto ai diretti inseguitori del Dolomiti bellunesi, bloccati in trasferta sullo 0-0 ad Adria. Turno infrasettimanale fortunato per i ragazzi di Fabrizio Cacciatore che volano a +4 in cifra tonda, 50 punti, da incrementare domenica nella sfida al tennis contro la Luparense, avversario da non sottovalutare. Partita in salita contro il Real Calepina, ma lo svantaggio subito al 23esimo Combrero scatena l'immediata reazione dell'11 trevigiano che pareggia dopo 7 minuti al 30esimo con Posocco. Con un pari negli spogliatoi i biancocelesti non ci vogliono proprio andare, al 41esimo è Artioli a mettere la zampata del 2-1. Galvanizzati dal vantaggio, i trevigiani rientrano determinati a chiudere il conto, ma vanno ben oltre. Al primo minuto della ripresa è Aliu a spegnere ogni velleità piazzando il 3-1. Un colpo troppo duro per i padroni di casa per tentare ogni reazione. Treviso che dilaga al 21esimo con la doppietta di Posocco che vale il 4-1 finale. Il tutto in una giornata caratterizzata anche da parecchie assenze. 16esimo risultato utile consecutivo con Cacciatore che elogia il grande carattere della squadra in grado di ribaltare immediatamente il risultato in un campo non facile sia per lo stato di forma degli avversari che per le condizioni del terreno e di continuare la corsa in un campionato ancora lungo e pieno di incognite. Una quarantina di studenti del liceo Angela Veronese di Montebelluna, diretto dall'ingegner Massimo D'Ambroso, sono venuti in visita oggi pomeriggio alla sede trevigiana di Antenna 3 a San Biagio di Callalta. Si tratta di parte dei ragazzi coinvolti nel giornalino scolastico Scripta Manent, nel progetto Scrittura Creativa e in quello della radio d'istituto. Accompagnati dai docenti Laura Bon e Marco Sartore, gli studenti dalla prima alla quinta classe hanno visitato gli studi e la redazione della nostra emittente, ponendo domande a giornalisti e tecnici sul lavoro che si svolge quotidianamente per la realizzazione di telegiornale e sull'importanza della corretta informazione.
Un weekend dedicato a fumetti, gaming e cultura pop, sabato 18 e domenica 19 gennaio alla Fiera di Pordenone ExtraCon con ospiti internazionali, videogame e il mondo creativo dei cosplayer. Un fine settimana imperdibile per chi ama il mondo dei fumetti, del gaming e della cultura pop. Sabato 18 e domenica 19 gennaio alla Fiera di Pordenone arriva ExtraCon, un evento ricco di attività per tutte le età, dai fumetti ai videogames fino al coinvolgente mondo dei cosplayer che daranno vita ai loro personaggi preferiti con costumi spettacolari. Vanta di un ospite di super prestigio, ovvero Jason Isaacs, per i più Lucius Malfoy della famosissima, amatissima saga di Harry Potter. Questo ci apre a un dialogo internazionale con l'estero, con le grandi case cinematografiche, non solo però ovviamente, perché ci saranno anche Giorgio Vanni, Cristina D'Avena, gli amatissimi interpreti delle sigle animate e anche tantissimi doppiatori come Flavio Aquilone, Maurizio Merluzzo, Patrizia Scianca, Federica Valenti. Oltre all'opportunità di interagire con ospiti internazionali, l'evento offrirà anche uno spazio dedicato ai videogames, con un'ampia selezione che va dai classici retro come Pac-Man ai titoli di ultima generazione come Fortnite e FIFA, disponibili in postazioni interattive pensate per coinvolgere i visitatori. Cultura che possiamo definire pop, quindi cultura non solo del fumetto, ma la cultura dei giovani d'oggi che cercano di immedesimarsi in quello che sono i fumetti e i protagonisti dei fumetti. E in questo ambito portare ogni anno le eccellenze, quindi oltre a Vanni e a Cristina D'Avena anche star internazionali che vengono dall'America per questa manifestazione, per noi è un vanto. 2 giorni di divertimento e cultura pop che faranno di ExtraCon 2025 un appuntamento imperdibile per famiglie, giovani e appassionati del settore. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Non si ferma la battaglia dell'associazione Alt Velox contro gli autovelox privi di omologazione installati su strade prive dei requisiti. Stamattina il presidente Gian Antonio Sottile ha depositato in questura una denuncia nei confronti del prefetto di Belluno Antonello Roccoberton. Questa è la 19esima, Sottile. 19esima, cosa è un primato che ovviamente non è che ci piaccia, però crediamo che qualcuno debba intervenire. Esce dagli uffici della questura a mezzogiorno Gian Antonio Sottile, presidente di Alt Velox, in mano la 19esima denuncia depositata in pochi mesi nei confronti del prefetto di Belluno Antonello Roccoberton per la vicenda infinita degli autovelox non omologati che i ricorsi hanno comprovato essere autorizzati su strade prive dei requisiti. È un cortocircuito dove alcune amministrazioni continuano a sanzionare i cittadini, strumenti privi di omologazione, installati su strade dove i limiti della velocità non sono quelli previsti, fanno ricorso, i giudici di pace o i prefetti di turno accolgono i ricorsi, quindi annullano, però obbligando il cittadino a spendere dei soldi per poter ricorrere. Nei confronti del prefetto Roccoberton i reati ipotizzati sono diversi: omissione dati d'ufficio, falsità materiale, ideologica finalizzate alla truffa. Alt Velox ha cercato un dialogo e fino ad ora nessun riscontro è stato dato alle reiterate richieste maturate nell'ambito dei ricorsi presentati dai cittadini tutelati dall'associazione. 3 attualmente sarebbero le indagini delegate svolte dalla Polizia, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza per fare luce sugli addebiti ipotizzati da Alt Velox per le denunce formalizzate nei mesi scorsi anche nei confronti dei pubblici amministratori bellunesi che mai hanno dato seguito alle nostre richieste, dice Sottile. Né risposte né attestazioni per cercare di addivenire a una soluzione che io ritengo comunque comune, che è quella della sicurezza stradale. Mi rifiuto di credere che i sindaci non cerchino effettivamente questo. E però mancano le relazioni sull'incidentalità delle strade, mancano le autorizzazioni ai piani del traffico, urbani e provinciali. La nostra battaglia, ribadisce il presidente di Alt Velox, non può essere derubricata a follia, come qualcuno vorrebbe farla passare. Noi parliamo di norme, di leggi, di regolamenti. Insomma, non siete sovversivi? No, ecco, non è nostro modo di essere, tanto più per il mio pregresso di poliziotto, quello che insomma, per me le leggi e i regolamenti vengono prima di tutto. Cambiano i progetti per la variante di Longarone, si può ormai considerare certa la realizzazione del nuovo ponte sul Piave su cui concordano Comune e Simico. È
È ormai definito l'iter del nuovo ponte sul Piave che verrà realizzato nell'ambito della variante di Longarone, dove invece è confermato lo svincolo a 4 corsie in zona artigianale. Il costo previsto è tra i 18 e i 20 milioni di euro. L'opera è definita indispensabile per poter modificare il progetto relativo a come dovrà diventare la statale 51 e vede convergere sulla nuova proposta l'amministrazione comunale di Longarone e Simico, soggetto appaltatore delle opere previste nell'ottica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il manufatto, che è stato presentato in un incontro pubblico, andrà a sostituire l'attuale Ponte Campelli e sarà una struttura molto meno impattante, visto che invece dei 6 pilastri attuali ne avrà solo 2 con 3 campate, di cui 2 da 65 metri e una di 135, e sarà largo 12 metri, compresi marciapiedi e pista ciclabile. Il nuovo ponte, più alto rispetto all'attuale, permettendo la modifica della variante, nella zona che va dalla confluenza tra Piave e Mae alla Fiera, eviterà davanti all'abitato l'impattante viadotto presente nel progetto originario di ANAS. Tecnicamente manca ora solo il deposito dei pareri positivi di Ministero dell'Ambiente, Soprintendenza e Autorità di Bacino. L'obiettivo di Simico è l'affidamento dell'opera entro fine anno, per poi vederla completata nel 2028. Nulla da fare per la petizione popolare sostenuta dalle 420 firme con la quale i cittadini chiedevano al comune di Belluno la restituzione del parco Città di Bologna ai cittadini. La giunta comunale ha respinto, sollevando rammarico e indignazione. La petizione popolare Ridiamo il parco alla città è stata respinta, stessa sorte per l'iniziativa con la quale i cittadini chiedevano di fermare l'installazione di un'antenna di telefonia sul tetto di un palazzo in via Mezzaterra in centro storico. Lo ha scritto oggi il presidente del Consiglio Comunale Luciano Bassi al gruppo Insieme per Belluno Bene Comune, che lo scorso 30 dicembre a lui si era rivolto per conoscere il destino delle 2 iniziative popolari per le quali erano scaduti da mesi i termini per l'avvio della discussione in Consiglio Comunale. A dire no ai cittadini che chiedevano una riflessione più ampia su un bene pubblico, qual è il parco Città di Bologna, è stata la giunta comunale. Quanto successo ci lascia non tanto allibiti quanto indignati, arriverei anche a dire preoccupati. Il presidente del Consiglio Comunale non ha saputo gestire una situazione di sua competenza e ancora una volta questa amministrazione si è sottratta al dialogo e al confronto. La petizione popolare, per come è intesa dagli strumenti normativi del Comune, è una possibilità per i cittadini di chiedere una discussione in Consiglio Comunale su argomenti di pubblico rilievo e questo diritto, annota la consigliera Bavasso, è stato negato. E arrogandosi il diritto a rispondere, la Giunta ha di fatto negato il diritto dei cittadini a ottenere in Consiglio Comunale la discussione di un argomento di pubblico interesse. Inutile dire del disappunto dei cittadini che chiedevano la rimozione delle recinzioni interne al parco e del prefabbricato adibito a scuole elementari per promuovere uno spazio per la socialità, l'incontro e la condivisione di tutti, senza distinzioni di età. Sono rammaricato per tante cose, per tanti passaggi a vuoto in questa vicenda. Lo spazio pubblico è stato tolto al tempo e doveva essere tolto in maniera provvisoria per dare la possibilità alle scuole Gabelli di essere allocate, ma questo spazio poi non è più stato restituito, quindi dire che non viene tolto spazio pubblico è un errore. Ancora una volta, chiosa la consigliera Bavasso, la Giunta si è sottratta al dialogo e al confronto. A nostro avviso questo dimostra soltanto una cosa, la pochezza e la fragilità delle basi su cui fonda l'azione politica amministrativa della Giunta dei Pellegrin. È davvero tutto per questa edizione, come sempre vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.